C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, ben trovati. Oggi vi raccontiamo un personaggio che si è soffermato nella nostra città. E voi direte, cosa c'entra Laurence Ferlinghetti con Brescia? Ebbene, pure lui qualcosa di bresciano potrebbe averlo. Uno dei più grandi esponenti della Beat Generation, Laurence Ferlinghetti, da San Francisco venne a Brescia nel 2005 per vedere questa casa sita in Contrada delle Cossere al numero 20, dove visse suo padre Carlo, che egli non conobbe mai, essendo morto prima della sua nascita. Una vicina, insospettita, ha scambiato il poeta per un malintenzionato, allertò la polizia che intervenne. Dopo aver constatato che era giunto in Italia da alcuni giorni senza aver denunciato la sua presenza, 2 poliziotti lo accompagnarono in questura con l'accusa di immigrazione irregolare. Dovette intervenire il sindaco di allora, Paolo Corsini, a riconoscerlo e liberarlo. Il modo di dire di oggi, a buona orezo, poche ciacere, che ne sanno i milanesi? Non solo milanesi, Andiamo a vedere. Apriamo la puntata con 2 signori francesi, Laurent e François. Detto bene? Ok. Da Lione, vous arrivez de Lyon? Oui. Benissimo. Qu'est-ce que vous faisiez à Milan? Une escale pour aller à Venise en vacances. Una vacanza, scalo a Milano e poi si recheranno a Venezia. Oh, ma ragazzi, ma sto diventando poliglotta, mi sto pure preoccupando. Il dialetto bresciano. Prova a ripetere questo, provate a leggere. A buona orecchia poceciarere. Allora, a buona orecchia la prima metà è andata bene, la seconda... Poce. certo, perché in Francia CH e poche. Poche ciacere. Ciacere, beh, a buona orecchia, qu'est-ce que vous avez... chiede cosa significa, giusto? Voi avete capito qualcosa? Vous avez compris, petit? No. Allora. Une bonne. Buona. Una buona. Bon. Orecchia, Oreille. oreille. Poche, petit, poco, petit, poco, no tanto, poco. Ciacere, bla 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 bla. Discussion. Quindi. Une bonne oreille pour une petite discussion. Bravo! Un buon oreille, un petit discussion. Quindi. In italiano. In italiano a buon orecchio poche parole. Cioè, a buon intenditor poche parole, a uno che capisce, non bisogna stare a spiegare tanto. Qu'est-ce que vous faisiez votre travail? Dessinateur. Disegnatore? Je m'occupe de personnes handicapées. Sì, questo fa. Benissimo, grazie. Buona vacanza, buon proseguimento, sentiamo qualcun altro. Grazie, ciao. E dalla Francia a Elena. Tu Elena sei italiana, sei di che zona? Io sono nata e cresciuta qua, però mia mamma è rumena. È rumena, molto bene. Ma qui a Milano sei nata e cresciuta? No, io sono nata e cresciuta a Cremona. Ah, Cremonese, le 3T. Che fai a Milano? Un giro con mia sorella. Allora, tu lo capisci un po' il dialetto cremonese? Qualche parola in dialetto cremonese la conosci, in dialetto cremonese? No. Poi c'è il dialetto bresciano, siamo cugini, siamo vicini. Prova a leggere questo proverbio. A buona orecchia Poche. Poche No, poche. ciacere. Sì, insomma, a buona orecchia, poche ciacere. Hai capito qualcosa, cara? A buona, posso ripetere? Prego, a buona orecchia. Ciacere. A buona parola, poche chiacchiere. Sì, no, non a buona parola, buona... A buon orecchio, poche parole. Brava! Tu sei una che devi far ripetere le cose o quando te le dico una volta capisci già tutto? Dipende, se la cosa è difficile me la faccio ripetere, se invece è facile la capisco. Bravissima Elena, a buon orecchio, a buon intenditor, poche parole, significa questo sostanzialmente, capito? Okay. Grazie, in bocca al lupo per tutto, chiudiamo con te qui da Piazzale Duca d'Aosta, la stazione centrale di Milano, alla prossima, ciao! C'entro anch'io.